Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben trovati al Capannino, la pista Antonio Armeni. In questo sabato 9 novembre 2024 si gioca la quinta giornata della Serie A1 ed è subito un derbissimo, una classica tra Innocenti Costruzioni Follonica e la Cannuccia Motor Club Versilia Hockey Forte. Una buonasera da Enrico Giovannelli, accanto a me il mio amico Maurizio Ceccarelli. Ciao Enrico e buonasera a tutti. Maurizio. Un mese in trasferta sostanzialmente, il Follonia ha rimediato 6 sconfitte. Sì, Il Forte invece dalla sconfitta proprio con il Follonia in Supercoppa Italia solo vittorie, 4 sì. E primo posto in classifica. Sì, diciamo che dopo la conquista della Supercoppa il Follonica non è andato come insomma tutti si aspettavano, una serie di sconfitte. Bene in Supercoppa Europea dove ha tenuto testa lo Sporting in una grande partita, però poi sono arrivate le sconfitte prima a Valdagno e poi pochi giorni fa a Grosseto nel derby. Sì, e poi insomma nel tour europeo la Supercoppa sì, appunto europea contro lo Sporting Club, poi ci avrà da dire una cosa sullo Sporting Club, e poi insomma nel turno di qualificazione della Champions anche lì 3 sconfitte e retrocessione nella Conference Trophy, sì. Non so nemmeno come si chiama insomma. È vero, sì, no, purtroppo io speravo comunque che il Follonia potesse partecipare alla WS Europe Cup, invece non è andata così. Insomma, le 3 sconfitte hanno costretto il Follonia appunto a partecipare all'ultima delle competizioni europee. Allora, le squadre sono in pista, andiamo subito grazie a Leonida Romualdi e Andrea Burgio alla telecamera a vedere le formazioni. C'è un vuoto e ora spiegheremo. Follonia con Leo Barozzi in porta, la riserva questa sera è Marco Mugnaini, poi Alessandro Franchi, Davide Panini, Federico Pagnini, Marco Pagnini, Max Tie, Claudio Bracali, Fernando Montigel. In panchina Sergio Silva. Nel Forte dei Marmi gioca Riccardo Niata, che è anche il capitano in porta, poi Piercarlo Cacciaguerra, Francisco Epinasar, Eric Torner Eric Galindo Torner, Federico Gabriel Ambrosio. Non c'è Federico Gabriel Ambrosio, anche lui è infortunato. Andrea Borgo, Tommaso Giovannelli, Patrizio Epinasar, Diego Chereches e l'altro portiere Raffaello Ciupi. In panchina Mirko De Girone. Gli arbitri sono i 2 salernitani, Ulderico Barbarisi e Carlo Iorio. Dicevo appunto, mancano 2 big in questa partita. Francesco Banini a letto con la febbre, siamo sicuri che è lì che ci guarda, quindi lo salutiamo. È anche vicino, insomma, sta qui a 100 metri dalla pista. Sì. E nel Forte dei Marmi non c'è Federico Ambrosio, ma c'è Gabriel Ambrosio. Federico ha un'infrazione alla mano che tra l'altro mi ha raccontato che se l'è fatta qui proprio nell'andata di Supercoppa, poi ci ha giocato sopra, alla fine non gli passava, hanno indagato e quindi spero di recuperarlo quanto prima. Sono 2 assenze importanti, insomma. Ambrosio lo conosciamo tutti, conosciamo il suo valore, un giocatore fondamentale per il Forte dei Marmi. Da parte del Follonica, insomma, Francesco Banini è un giocatore straordinario, ha dimostrato anche nella sconfitta di Grosseto di essere uno dei più in forma e quindi chiaramente stasera peserà molto la sua assenza. Sì, insomma, ricordiamolo, Federico Ambrosio è il Piscici
del campionato, l'anno scorso 50 gol, quindi un'assenza pesantissima, ma lo stesso Francesco Banini, insomma, oltre 20 gol la scorsa stagione, ha iniziato bene già quest'anno con 4 reti e poi goleador anche in Supercoppa Italia, primo trofeo della stagione, insomma è qui al Capannino. Tra l'altro un palmarès invidiabile per le due squadre, il Follonia ha 20 titoli, tra cui 4 scudetti, il Forte dei Marmi è salito a 5 di scudetti con quello della scorsa stagione, però la differenza la fa la Champions League, che è qui nella sala dei trofei del Capannino, mentre il Forte insomma è alla ricerca del suo primo trofeo continentale, anche se quest'anno, e qui si può aprire la polemica, proprio il Forte ha rinunciato a giocare la Champions, Follonia invece è andato, ha perso sempre, non ha portato nemmeno qualche giocatore, e quindi questo è quanto. Attaccano proprio i rossoblù, c'è la parata di Barozzi, può avanzare Davide Banini, stasera orfano come detto del fratello Francesco, mentre l'arbitro Carlo Iorio, non so cosa è successo, non l'ho visto Maurizio, non so se te, no, non so se possiamo avere un replay da Leonida, eccolo qui, no, qui ha fermato il gioco Montigel, mi sa una botta alla spalla, sta facendo segno, nulla di grave fortunatamente. Carlo Iorio fa cenno che si può ripartire. Attacca Davide Banini, Marco Pagnini, uno dei giocatori più in forma di questo inizio di stagione. Fallo però lo ha commesso il Forte dei Marmi. Ti devo dire la verità Maurizio, a me queste magliette con numeri gialli, il Forte dei Marmi dici? Sì. Non si vedono i numeri. Non si vedono. Poi riconosciamo insomma i giocatori, però io non capisco, i numeri servono anche ai telecronisti. Non so che dire, intanto Gnata ferma Marco Pagnini. Allora avanza il Forte, mette a disposizione la pallina recuperata da Federico Pagnini per il cugino Marco. Federico gli dà noia a Turner, recupera Montigel, sfera bloccata, recupera ancora Montigel sull'incursione di Borgo. Avanza Marco Pagnini, ancora al centro, non ci arriva Davide Banini, sempre Follonica, 2 minuti sul cronometro, ha iniziato Spavalda, la formazione, dato il tiro di Marco Pagnini, la risposta segnata, dicevo la formazione di Sergio Silva che applaude. Sì, è partito subito forte il Follonica, c'è voglia di riscatto, c'è voglia insomma di mettere subito la partita sui binari giusti, insomma 6 sconfitte sono comunque tante, anche se c'è di mezzo il famoso girone di Coppa, però insomma stasera la squadra è entrata con il piglio giusto, con la cattiveria e con la determinazione che Sergio Silva aveva chiesto. Tanto recupera col numero 55 Patricio Epinazar, insieme al fratello da quest'anno Francisco Epinazar, giocano a Forte dei Marmi. Patricio arriva dal Montebello. Tanto prova ancora Montigel, ma lì c'è Eric Turner. Ancora Pagnini, Marco, Montigel, Davide Banini, entra in area, chiuso da Turner. Come detto insomma già 2 gare quest'anno contro il Forte dei Marmi, vittoria al Capannino per 4-2 nell'andata della Supercoppa e poi vittoria anche 4-3 al ritorno a Forte dei Marmi, che ha dato appunto il trofeo alla formazione maremmana. Ancora Turner,
Servizio per Pinasar, ancora Torner, poi verso Borgo, ancora Torner che pensa a una conclusione, arriva un fischio, probabilmente in area. Patrizio e Pinasar ha alzato la stecca, ricordiamolo, da quest'anno la regola nuova, non si può far roteare la stecca sopra la testa dell'avversario, gli arbitri possono fischiare fallo come è avvenuto. Certo. Tentativo in area di Davide Banini, può ripartire invece il forte, la conclusione para Barozzi, poi ferma tutto Patrizio. Torner, tiro di Torner, Barozzi respinge. Nuova conclusione verso Francisco Pinasar, ma la difesa del Follonica salva. La recupera Montigel. Fede Pagnini, ancora Montigel, va all'argentino, viene però bloccato, può ripartire il Forte dei Marmi. Sfera per Torner, indietro a cercare Francisco e Pinasar, il lancio in avanti per Borgo, è in vantaggio Fede Pagnini. Ora Marco, va Marco Pagnini, gran botta ma allarga. Fin qui Maurizio 5 minuti e mezzo, un bel ritmo. Sì, 5 minuti di chiara marca Follonica, squadra che ha costruito di più, ha avuto anche occasioni importanti. Il Forte sta provando a mettere fuori la testa, ma insomma fino a questo momento direi che la formazione di Sergio Silva sta tenendo bene la pista. Sì, abbiamo detto in apertura della nostra telecronaca, non ci sono due big importantissimi in questa gara. Nel Follonica assente per influenza Francesco Banini, nel Forte dei Marmi manca Federico Ambrosio, fermato da un infortunio alla mano, rimediato appunto proprio nella gara di andata di inizio stagione qui al Capannino. Ci ha giocato anche sopra, ma alla fine si è dovuto arrendere. Recupera Torner, si lancia in attacco Francisco, poi Torner, una botta centrale alta. Marco Pagnini, lo prende Francisco Pinasar, poi però sbaglia l'appoggio. Allora Ale Franchi, tra l'altro nel torneo di Champions è stato in panchina anche come allenatore. Alessandro, sì, esperienza nuova, dai. Era squalificato per 2 turni Sergio Silva nella prima partita, ha ricoperto appunto il ruolo di tecnico non giocando. Intanto in area Davide Banini, seguito da Borgo, poi il tiro di Ale Franchi, ma la palla larga, Borgo recupera. Può ripartire Pinasar, Francisco Pinasar, la palla larga, indietro a cercare Patrizio di Pinasar. Torner, mentre Mirko De Girone ha chiamato un time out. Il Forte, come sottolineava anche Maurizio Ceccarelli, è reduce da 4 vittorie consecutive in campionato dopo le 2 sconfitte in Supercoppa. Tanto Marco Pagnini al volo intercetta il lancio di Torner. Vittorie 5-2 con il Novara, 6-1 il Giovinazzo, 4-1 a Bassano e 5-1 col Montebello. Ancora Marco Pagnini, dietro per il cugino Federico, scambio fra i due. Arriva Davide Banini, ora Franchi,
tocco di Ignata, Franchi recupera la pallina e recupera i 45 secondi d'attacco. Marco Pagnini salta a Torner, Franchi in aria, para tutto Ignata. Che parata, Maurizio! Che bella azione anche di Ale Franchi, che si è bevuto un paio di difensori e poi ha scaraventato verso la porta, ma Ignata è stato davvero molto bravo. Super Ignata, mentre Torner rimpalla Federico Pagnini. Se ne sono andati 9 minuti, sempre 0-0 al Capannino. Ancora Torner, davanti a sé Franchi, lo scherza, palla per Francisco e Pinasar. Ora Patricio, ancora Francisco, cercare Torner, mentre Sergio Silva sta preparando l'ingresso anche di Max Thiel. La botta di Francisco, la palla decisamente alta. Arriva allora il time out chiamato diversi minuti fa da Mirko De Girone. Maurizio, fin qui pare e patta. Sì, pare e patta, meglio il Follonica secondo me, insomma sta facendo la partita, ha avuto più occasioni rispetto al Forte dei Marmi, però è una partita molto tirata, una partita dove regna fino a questo momento l'equilibrio, che dire, occasioni non tantissime, però ecco, ripeto, ribadisco, insomma secondo me il Follonica fino a questo momento ha fatto più del Forte dei Marmi. Intanto stanno arrivando un po' di tifosi da Forte dei Marmi, ce n'erano pochi nella curva a loro dedicata, ma si vede un ritardo, non lo so. Hanno partiti un po' in ritardo. Non c'è, come si dice, buon sangue tra follonichesi. Non corre buon sangue tra Follonica e Forte dei Marmi, ma questo fa parte insomma un po' del colore dell'hockey. Sappiamo della rivalità, no? Sia con Viareggio che con Forte dei Marmi, ma basta che tutto rientri insomma nell'ambito sportivo. Poi finito allora il time out. Questa tra l'altro, Maurizio, è la 90ª partita tra Follonica e Forte dei Marmi. Fin qui 31 vittorie del Follonica, 39 del Forte dei Marmi e 15 pareggi. Bel bottino. Sì, assolutamente. Ancora Franchi, passaggio però ha intercettato, anzi c'era stato un fischio, un'infrazione da parte del Follonica. Avanza allora Torner che tenta di liberarsi di Fede Pagnini, poi la sfera arriva a Francisco Pinasar. Ora Patricio nell'angolo, cerca lo scarico, riesce a trovare il fratello Francisco Pinasar, 26 anni, in area, la pallina, pericolo. Lo scorso anno 14 gol in campionato, ex Union Estudiantil, poi 3 anni a Sarzana, 2 a Trissimo e ora a Forte dei Marmi. Va Franchi, indietro per Marco Pagnini, va Davide Banini in area, ma è stato trattenuto Federico Pagnini. Ci sarà punizione di prima da parte anzi no, però si era messo sulla mattonella del tiro libero, ma ingannato. Sì, è vero. Comunque punizione per il Follonica. Davide Banini tenta un assist per Franchi, la palla intercettata. C'era stata la trattenuta appunto di Ale Franchi.
Ancora Patricio Epinazar, Torner a spazio, gran botta centrale, para Barozzi che non ha partecipato insieme a Davide Banini appunto alla trasferta europea. Ancora Follonica pericoloso, intercetta però Francisco, poi Torner, Borgo, ancora Torner, ancora Francisco Epinazar, Borgo, arriva però un fallo. È il momento anche di Max Thiel. Troviamo lui in pista per Federico Pagnini. Ora Marco Pagnini, un po' di spazio a destra, ma ripiega su Thiel, ancora Marco, cercare Davide Banini, prova Thiel ma Torner lo intercetta, allora Borgo lo prende Ale Franchi, in avanti per Davide Banini, Franchi, Thiel, Marco Pagnini, ma la difesa del Forte è rientrata. Follonica può allora riorganizzarsi, esce Marco Pagnini, rientra Nando Montigel. Prova il tiro, pericolosissimo Davide Banini con un gancio da dietro porta, ma lì sorprendere Ignata è un'impresa. Ha fatto buona guardia Ignata. Recupera allora Thiel, anzi Franchi, servizio per Davide Banini, Montigel, Thiel. Abbiamo superato metà del primo tempo, sempre risultato inchiodato sullo 0-0, la trattenuta su Thiel che poi perde la pallina, si arrabbia molto Sergio Silva e c'era l'arbitro Carlo Iorio che non ha segnalato l'infrazione. Davide Banini andiate a cercare Montigel, Franchi, cercare Thiel, dietro per Banini in aria, il tiro a botta sicura di Montigel. Credo che però Ignata abbia toccato di quel tanto da mettere lontano la pallina. Eh sì, sembrava fatta, invece ancora una volta il portierone del Forte ha detto di no. Recupera Torner, Patricio Epinazar, ancora Torner, si sgancia per un attimo Francisco, ancora Patricio, poi Montigel saltato da Torner, limite dell'area, c'è il fallo, viene fischiata la punizione, andrebbe rivista questa perché non so se era in area, sembrava fuori. Vediamo Torner che se ne va, no, fuori area. Hanno visto bene i due fischietti, quindi il time out chiamato da Sergio Silva. Scorsa stagione, questi tanto sono i Randagi, il nuovo club degli Ultras che hanno preso il posto degli Eagles, ma insomma dentro ci sono ancora i vecchi tifosi. Diceva appunto il Forte dei Marmi l'anno scorso ha vinto sia il campionato che la Coppa Italia, quindi una stagione fantastica, poi però
è arrivato una sorta di ridimensionamento, è andato via anche Ale Bertolucci, che ha preso la strada per Bassano, tecnico che vince il campionato insomma negli ultimi anni. Sono partiti anche altri giocatori, ma il Forte rimane un'ottima squadra. Si concerta la punizione, il tiro da parte di Francisco Epinasar, pallina deviata, recupera Torner. Eric Torner, oggetto di mercato a lungo quest'estate proprio del Follonica. Sì, c'erano le voci insomma per un possibile passaggio di Torner in bianco-azzurro, insomma voci piuttosto insistenti, ecco. A un certo punto sembrava addirittura fatta, invece poi ha sposato ancora la causa del Forte dei Marmi, giocatore fortissimo secondo me, Enrico. A te piace molto Ambrosio, a me piace molto Torner, anche Ambrosio. Tra l'altro Torner è cresciuto nel corso della sua carriera, ha giocato in diverse parti, ex Tordera, poi Igualada, Loret, 4 stagioni a Forte dei Marmi, poi andava a Girona, a Valdagno, a Lodi, poi ora è tornato a Forte dei Marmi, insomma. 34 primavere, ma sempre un grandissimo giocatore, uno specialista, Eric Torner. Giovanissimo Enrico per questo sport. Dicevo, specialista anche sulle punizioni. Recupera Montigel, ora Thiel, non riesce però a servire Franchi, può ripartire allora il Forte, che ha mandato in pista con il numero 7 Diego Quereques, promosso sostanzialmente dalla Serie A2, scorso anno 10 gol nella cadetteria. Pista anche per gli azzurri Claudio Bracali. Montigel, Franchi prova un alzo e schiaccia, la pallina intercettata, ma la rimessa in gioco sarà con ingaggio, finita sopra la rete. Franchi alla meglio, però gli soffia la pallina Epinasar. Sfera per Francisco, ora Torner, intercettato, va Montigel, ci sono compagni, allora preferisce ripartire da Ale Franchi. 8 minuti esatti alla fine di un primo tempo sostanzialmente equilibrato, come sottolineava Maurizio Zaccarelli. Follonia cerca di fare la partita, però il Forte è lì, Sornione. Sì, assolutamente, squadra molto ben messa in pista, concede poco, squadra pericolosa, lo sappiamo, campione d'Italia in carica, insomma c'è poco da dire sul Forte. Claudio Bracali, ora Franchi, inseguito da Quereques, va al tiro e c'è il gol di Alessandro Franchi. 17:30, si gira in area, la mette al 7, lì non ci arriva Agnata, 1-0. Sì, davvero un bellissimo gol di Ale Franchi, e possiamo tranquillamente dire che intanto rivediamo il replay, dietro porta si gira e mette la palla nel 7, ha segnato probabilmente il giocatore che ha più meritato in questo primo tempo, perché Ale Franchi ha giocato veramente molto bene, quindi gol più che meritato suo e del Follonica. Sì, per lui è il primo gol in campionato qui a Follonica, sua città natale. Arriva anche il primo fallo di squadra per la formazione azzurra, anzi il secondo. Andremo a vedere la reazione dunque del Forte. Bloccato Patricio Epinasar, allora Claudio Bracali, il tiro, la palla è lì, ma Agnata
fa buona guardia, anche qui una deviazione poteva mettere nei guai, Ricky bravo, Gnata. bravo e veloce Gnata a respingere. La spinta di Montigelli su Kerekes, poi recupera Thiel. Va Alessandro Franchi. Silva chiede di palleggiare sostanzialmente a centropista. Va Franchi, vanno a terra poi Montigelli e Kerekes. Il fallo lo ha commesso l'argentino del Follonica, mentre De Gerone rimanda in pista a Borgo. Ora Franchi, Montigelli, Franchi, Scare Braccali, Colonia fa girare la pallina sostanzialmente fino alla tre quarti, probabilmente vuole attirare fuori i giocatori del Forte. Ancora uno scontro, gli arbitri fanno cenno che bisogna proseguire. Ora Thiel, poi i secondi a chiudere l'azione, va il tiro Thiel, recupera Montigelli, bloccato da Francisco Pinasar che poi va subito dalla parte opposta, una cannonata che non passa tanto lontano dalla porta di Barozzi, mentre Silva rimanda in pista Davide Banini, poi manda anche dentro Federico Pagnini al posto di Montigelli e Franchi. Cinque minuti e mezzo alla chiusura del primo tempo, sempre 1-0 il gol segnato dopo 17 minuti e mezzo da Ale Franchi, girata e palla sotto la traversa in area. Thiel, Fede Pagnini, abbiamo già ricordato, non ci sono due pezzi da 90 in questa partita, assente per influenza Francesco Banini, mentre Gnata blocca tutto e nel Follonica e nel Forte dei Marmi manca Federico Ambrosio, problema alla mano che lo tiene fuori già da alcune partite. Ancora Forte dei Marmi che attacca, uno scontro tra Torner e Claudio Braccali, già battuta la punizione, anzi era Borgo e poi la spara fuori Eric Torner, finisce a terra Davide Banini. Arriva anche un time out, momento della partita confuso, ma Torner si è mangiato il pareggio. Che rischio per il Follonica, davvero sembrava fatta tutto solo davanti a Barozzi, ha davvero svirgolato, ecco, palla che è uscita di parecchio e buon per il Follonica, insomma, perché qui ha rischiato davvero grosso. Arbitro Barbarisi ha richiamato un giocatore della panchina del Follonica, mi è sembrato Franchi e si lamentava delle spinte ricevute. 4 minuti e 25 a chiudere la prima frazione, Follonica avanti 1-0, ma partita fin qui godibilissima, le squadre che pensano più a impostare che a fare ostruzioni. Finito allora il time out, si può ripartire con la punizione in favore del Follonica. Fin qui 4 falli per squadra. Avanza Marco Pagnini, cercare Davide Banini,
Ancora Claudio Braccali. Manini, Braccali. Ora Marco per Davide, l'imbucata. La pallina un po' lunga, recupera Davide Banini, entra in area, finisce a terra, si lamenta. Barbarisi fa segno che bisogna giocare. Davide Banini lo manda a quel paese, ma insomma. Si lotta ancora. Poi però bisogna ribattere la punizione. Si discute in pista Borgo con Carlo Iorio. Si è avvicinato anche Patrizio Pinazar, ma Follonica riparte. Fede per Marco Pagnini. Ora Braccali. Davide Banini, Fede Pagnini. In questo momento Maurizio, diciamo di attaccanti puri il Follonica non sembra averli in pista. No, in questo momento no. Manca Francesco. Insomma, era un'arma importante, con il tiro da fuori, insomma, pesante per il Follonica la sua assenza. Ora Torner lancia e Pinazar. Recupera sempre Eric Torner. Paratissima di Barozzi che allontana la minaccia, ma sempre forte. Alla fine arriva un fischio, il fallo commesso da Braccali. Tra l'altro dopo questa partita ci sarà il turno infrasettimanale. Il Forte dei Marmi giocherà in casa contro il Monza per il Follonica, trasferta in quel di Novara, una pista storica. Pista storica, partita sempre affascinante. È chiaro che il Novara non è più quello di un tempo, però insomma è sempre bello vedere insomma una squadra del Follonica giocare su una pista dove davvero la squadra di casa ha fatto la storia di questo sport. Sì, non è l'Hockey Novara, ma è l'Azzurra Novara, però so. Si gioca sempre al Palla dal Lago, certo. che tra l'altro è stato il teatro dei mondiali. Le società cambiano poi, quindi, però l'impianto è quello. È quello. Teatro dei mondiali quest'anno a settembre. Sì. Dove l'Italia è arrivata terza. Tanto gol! Il gol di Federico Pagnini, l'imbucata di Marco. Federico al volo, c'è stato anche il rimbalzo, ma l'ha messa alle spalle di Richignata. Follonica scappa via 2-0. Sì, Federico Pagnini è stato davvero bravo. Palla servitagli dal cugino Marco, c'è stata una deviazione, palla al balzello, lì Fede è stato davvero bravo a scaraventare alle spalle di Ignata. 2-0 Follonica quando manca 1:43 alla fine del tempo. Sì, io devo dire la verità, mi sembra di vedere una nuvola, non so che hanno acceso qualche fumogeno. Qualche minuto fa. Il raddoppio dunque dell'Innocenti Costruzione Follonica, primo gol in campionato anche per Federico Pagnini. Tanto Barozzi salva sul tiro deviato da Borgo. Era stato Eric Torner a sparare dalla sua quasi area di rigore. Borgo al volo, Barozzi ha volato. Qui sembrava Batman. È stato bravissimo, ha deviato, poi la palla stava carambolando praticamente in rete e con il guantone è riuscito ad allontanarla. Ancora Davide Banini, Marco Pagnini, Fede Pagnini. Follonica continua a tenere la sfera e cercare l'imbucata. Braccali recupera, però pochi secondi a chiudere l'azione. Allora il Forte può impostare.
cercare Torner, si inserisce Borgo, Torner però preferisce Patricio e Pinasar, ora Francisco, ancora Borgo, indietro, ma sempre forte De Marmi, ancora Francisco, Torner fa un po' di onde, poi va alla conclusione, ma lì c'è Barozzi, ma ai pochi secondi a chiudere il primo tempo. Patricio e Pinasar, prova il tiro, para Barozzi, allora Follonica può chiudere provando anche il tiro, bloccato Davide Banini, si va a riposo con l'innocente costruzione Follonica, avanti 2-0. Il gol dopo 17:30 di Ale Franchi, il raddoppio, l'assist di Marco e la rete di Federico Pagnini a 1 minuto e mezzo, poco più dalla prima sirena. Maurizio, bella partita, ci stiamo divertendo. Sì, bella partita, credo che il risultato sia giusto. Il Follonica ha cercato di più il gol, ha cercato di più il vantaggio, e il Forte è stato un po' passivo nella prima parte di tempo, poi è venuto fuori, ma credo che il Follonica meriti ampiamente questo 2-0. Bene, con questo allora è tutto per il primo tempo, a risentirci per la ripresa.
Squadre di nuovo in pista al Capannino. Sta per iniziare la ripresa. Maurizio Carelli, tanto lo sai, la domanda è sempre quella: cosa hanno chiesto, hanno detto gli allenatori? Gli allenatori? Ma Sergio Silva credo che insomma sia più che soddisfatto del primo tempo della sua squadra, una squadra che già intanto Monticelli rigore. Concludi, Mauro. No, e credo che insomma al primo tempo abbia sicuramente soddisfatto il tecnico del Follonica, la squadra è partita subito aggressiva, ha messo subito alle corde il Forte dei Marmi e poi ha chiuso il primo tempo con 2 gol di vantaggio. È chiaro che il Forte dovrà assolutamente cambiare atteggiamento se vuole insomma recuperare questa partita. Allora, il fallo di Monticelli porta al tiro Fede Pagnini, tiro dal dischetto dai 5,40 m. Grande occasione dopo 6 secondi. L'arbitro Barbarisi è pronto. Va Fede Pagnini e gol! 3-0, pallina al 7. Rigore impeccabile, doppietta di Federico Pagnini. Follonica 3, Forte dei Marmi 0. Sì, rigore, lo rivediamo, tirato davvero molto bene da Fede Pagnini, che è andato a togliere le ragnatele dal 7 alla destra di Riccardo Ognata, e Follonica quindi parte fortissimo come nel primo tempo, 3-0. Sì, pronti via e subito un gol. Non credo che De Gerone sia molto felice per una partenza del genere. È vero che batteva il Follonica, però è anche vero insomma la prima azione. Mancanza di concentrazione probabilmente della sua squadra, non è stata abbastanza attenta. Monticelli si è inserito, ha subito il fallo e poi Fede Pagnini bravissimo dal dischetto. Un gol che potrebbe spaccare in 2 la partita, perché insomma già 2 reti fanno la differenza, come ci ha sempre spiegato Massimo Mariotti. Le squadre sono costrette a aprirsi un po' di più per recuperare. 3 gol ancora di più. Fede Pagnini, Monticelli, Davide Banini bloccato probabilmente dalla stecca di Ignata, però è uscita fuori area. Dunque punizione della formazione maremmana. Davide Banini, Marco Pagnini. Dietro Monticelli per Davide Banini che tenta lo slalom, chiuso da Borgo. Ora Marco, ora Fede Pagnini, Monticelli. Follonica però gira a largo in questa fase. Va Monticelli, una stecca galeotta di Patrizio Pinasar. Poi alla fine sono trascorsi 45 secondi. Allora il Forte dei Marmi può impostare un'innovazione. Francisco e Pinasar, cercare Torner che va al tiro. Barozzi la tiene lì, poi gli si incastra probabilmente tra il gomito e il corpo, ma insomma bella parata. Sì, palla a 2, ingaggio, bravo comunque Barozzi. Ora Monticelli recupera. Fede Pagnini. Ti devo dire la verità Maurizio, Sergio Silva lo vedo molto preso da questa partita. Una partita importante Enrico, perché insomma 6 sconfitte non sono poche per una squadra come il Follonica, quindi stasera un passo falso stasera insomma sarebbe duro da digerire, sarebbe pesante, ecco, per la stagione biancazzurra, quindi è molto concentrato lui come è la squadra. Intanto ricordo ancora una volta, come abbiamo fatto nel primo tempo, che ci sono assenze pesantissime in questa partita. Nel Follonica manca Francesco Banini, a letto con la febbre. Nel Forte dei Marmi già da diverse partite, tanto Barozzi salva su Borgo, dicevo da diverse partite, manca Federico Ambrosio, problema alla mano, una microfrattura
dolore persistente. Sperano in casa rossoblu di recuperarlo per il prossimo match. Sarà il turno infrasettimanale. Va Nando Montigel. Ancora Davide Banini. Tocco però del portiere, allora Follonia potrebbe iniziare una nuova azione, ma il forte recupera. Francisco Epinasar, cercare Torner che salta, Davide Banini mette in mezzo, Borgo la girata, in qualche modo il Follonia si salva. Ora Fede Pagnini, il capitano, protagonista assoluto stasera con 2 gol. Va Marco Pagnini, gran botta, la palla larga di un soffio. Ora Marco, Davide, Nando Montigel, Fede Pagnini, pochi secondi però per chiudere l'attacco. Montigel la spara nel mezzo, Forte Marmi invece la recupera. Francisco Epinasar, largo, ancora Marco Pagnini, in avanti per Federico, indietro per Davide, la palla intercettata. Maurizio, però insomma sono passaggi da PlayStation questi. Sì, Follonia è molto bravo in questo, l'abbiamo visto a più riprese, quando ci riesce davvero è uno spettacolo nello spettacolo. Intanto credo cartellino blu per Riccardo Ognata, che ha agganciato Marco Pagnini, ha messo fuori la stecca dall'area di rigore. E anche questa è un'azione che possiamo rivedere. Va Marco Pagnini, Ognata allunga la stecca, l'aggancia, sfortunato Ognata, però punizione di prima per il Follonia. Intanto arriva un time out chiamato da Sergio Silva. Maurizio, Follonia è partito meglio, però Forte Marmi insomma ingenuità clamorose. Follonia è partito fortissimo. Il Forte dei Marmi non è entrato con la determinazione e con l'attenzione giusta, ecco, perché insomma concedere un rigore dopo pochissimi secondi insomma non è che sia il massimo. Il Follonia è stato bravo ad approfittarne, bravo a continuare ad attaccare. Ora è chiaro che sul 3-0 il Forte si sbilancerà sicuramente, lasciando insomma spazi importanti, ecco, alle ripartenze del Follonica. Sì, manca ancora tantissimo. Entra in pista Raffaello Sciupi. È uscito Borgo. C'è da battere dunque la punizione di prima. Vediamo chi va. Sicuramente Davide Banini, è lui lo specialista, anche se Follonia ha un po' litigato nelle ultime giornate con i tiri liberi, anche se ora Fede Pagnini ha realizzato il rigore. Davide Banini prende la rincorsa. Raffaello Sciupi si sistema sulla linea di porta. L'arbitro Carlo Ioro sta per dare il via. Parte Davide Banini, avanza, le finte, gol! Un passo e rete per Davide Banini. 4-0 Maurizio, 4-0. Sì, il risultato che si fa davvero importante per il Follonica. Vediamo Davide nella sua esecuzione, un tocco e poi palla nel sacco, davvero impeccabile dal dischetto. Secondo gol in campionato per Davide Banini. La rete della formazione maremmana fa ristabilire la parità in pista. Potuto così rientrare Borgo, Andrea Borgo, 21 anni, giocatore già importante in questa squadra, che aveva giocato già forte nel 22-23, poi esperienza a Montebello, poi quest'anno è tornato in Versilia.
rimontare 4 gol in 20 minuti. Questa è la missione della squadra di Mirko De Girone. Intanto arriva subito la rete proprio di Borgo, il tiro dalla distanza, la deviazione di Borgo, palla all'angolino, nulla da fare per Barozzi. 4-1. Vediamo, tiro da lontanissimo e la deviazione che trae in inganno Leo Barozzi. Qui davvero poteva fare poco Enrico, e quindi Forte dei Marmi che accorcia le distanze. Riapre dunque i giochi subito Forte dei Marmi. Queste sono opportunità da sfruttare. Tanto recupera la pallina Davide Banini per Franchi. Ora Tiel. Un po' di cambi anche per Sergio Silva. Panchina più corta sostanzialmente per De Girone. Il tiro di Fede Pagnini largo. Sfera per Francisco Ipinasar, indietro per Torner che carica la botta. Provata ancora l'opportunità con la deviazione di Borgo. Indietro per Francisco Ipinasar che entra in area. Il tiro si salva la difesa del Follonia. Mischione qui. Sì, era entrato bene Ipinasar, alla fine però non ha trovato lo spazio per battere a rete e il Follonia si è salvato. Tanto si lotta, spintonato un po' Torner, recupera Franchi, ora Fede Pagnini. Davide Banini non ha l'angolo per il tiro, allora Fede Pagnini. Bracali cerca di ruotare tutta la sua formazione Sergio Silva. Tanto però Ipinasar si lamenta per un tocco sul bastone, gli arbitri fanno proseguire. Bloccato però Bracali, poi in area il tiro, Barozzi su Torner. Che parata anche qui Maurizio. Questa è stata una buona occasione per il Forte, però Barozzi ha fatto ancora una volta buona guardia e quindi Follonia salva la porta, si rimane sul 4-1. De Girone intanto ha chiamato un altro time out. Va Fede Pagnini. Tiel. Davide Banini bloccato da due avversari. Ora Fede Pagnini indietro, cercare Bracali. Bracali per Davide Banini, poi recupera Franchi e anche lui la spara fuori da buona posizione, Maurizio. Poi sempre Follonia in area, Franchi ferma tutto Ognata. Davvero una buona occasione, ma non ha centrato la porta Alessandro Franchi. Recupera Torner. Dopo il 2-0 del primo tempo, dunque 2 gol in 5 minuti per il Follonica, il rigore di Fede Pagnini e la punizione di Davide Banini, poi il tiro di Torner, deviazione di Borgo per il 4-1. Ancora cambi, entra in pista Nando Montigel. Franchi. Davide Banini. Franchi a cercare Tiel. Ancora Montigel. Sbaglia l'appoggio, può partire Torner. Gli fa strada Patrizio Ipinasar. Torner va al tiro. Ora contropiede Ale Franchi. Chiuso da Borgo. Alla fine è spinto. Ma il fallo però lo ha commesso Ale Franchi, che ha tenuto lontano l'avversario. Vediamo l'azione. Franchi va nell'angolo, spingono un po'. Franchi va giù, ma
fallo l'ha commesso lui. Arriva il time out di Mirko De Gerone, promosso tecnico ufficiale della prima squadra quest'anno. Qui inquadrato l'arbitro Ulterico Barbarisi, che insieme a Carlo Iorio sta dirigendo il match, i due fischietti di Salerno. Finito allora il time out, si può tornare a giocare con la punizione in favore del Follonica, del Forte Marmi, e la bomba da parte di Francisco Ipinasar. Montigel, 15 minuti alla fine della partita, Follonica avanti 3 gol. Bloccato Bracali, allora Torner in area, la difesa salva, può ripartire Montigel, chiuso da Francisco Ipinasar. Bracali, cercare Max Thiel, il tedesco, lui alla caccia del suo primo gol in stagione. Alla meglio Pinasar, Patrizio Pinasar, pallina per Torner, ora Borgo, alla fine arriva un fischio. Messa in gioco è per il Forte. Dietro a cercare Torner, che ignora Francisco Pinasar, mette in mezzo, Barozzi salva. Poi il rilancio, però è preda ancora del Forte Marmi, ancora Francisco Pinasar, Torner va al tiro, ma lì ci sono i gambali di Ale Franchi. Si lotta ancora, sempre Torner, lui il regista dei rossoblù. Alla fine il fallo e c'è rigore da parte di Thiel, che ha alzato la stecca in aria. Lo rivediamo, poco lo rivediamo, ma insomma. Un fallo con la stecca alta di Thiel, quindi porta sul dischetto Torner. Eric Torner va a sfidare Leo Barozzi. Va a Torner con le finte, Barozzi para. E poi si discute, Montigel va a redarguire Barbarisi perché vuol far ribattere il rigore e gli dà il warning, e qui lo diciamo sempre, ci vogliono cartellini gialli. Quindi secondo tentativo. Ancora Torner a sfidare Leo Barozzi. Tutto pronto? Parte Torner e Barozzi para.
anche sul secondo tentativo la parata di Leo Barozzi. Sempre però Forte dei Marmi. Poi recupera Franchi che butta fuori la pallina. Probabilmente c'è un problema in pista da asciugare le mattonelle del capannino. Maurizio Barozzi insomma ha negato a Torner, che lo rivediamo, la gioia di un gol. Sì. Qui. Grande parata. Grande parata. Diciamo che dopo il quarto gol del Follonica è salito insomma il ritmo del Forte dei Marmi, ha creato diverse situazioni pericolose, però Barozzi davvero si è sempre fatto trovare pronto e insomma quando trovi un portiere come lui diventa davvero difficile. L'ultimo atto insomma abbiamo visto il rigore insomma che anche vi ha risposto davvero alla grande, quindi diventa difficile per il Forte avvicinarsi al Follonica. Dalle altre piste in questo momento in vantaggio il Lodi 3-1 a Sandrigo, Valdagno 5-1 a Sarzana, due pareggi tra Monza e Grosseto 3-3 e tra Cigici e Viareggio, e tristino domani da questa partita Montebello Novara e Bassano Giovinazzo. Recupera Marco Pagnini, ora Braccali, Montigel, ancora Nando Montigel che rimane in possesso, poi gli soffia la pallina Patrizio Pinasar, in area allontana Leo Barozzi. Abbiamo raggiunto e superato metà della ripresa, 4-1 vantaggio Maremmano. È ancora lunga sta partita. È lunghissima. Follonica si è abbassato troppo, però sta difendendo un po' troppo e questo è pericoloso perché davanti a una squadra di grande qualità e quindi mai lasciargli troppe chance e troppe possibilità. Quindi Follonica deve tornare insomma ai ritmi. È vero che il tempo passa e anche la stanchezza si fa sentire, però insomma deve alzare un po' il baricentro il Follonica. Recupera proprio Torner che va al tiro, la palla intercettata, si lamenta Torner, chiede scusa per l'intervento. Poi Marco Pagnini in difesa recupera Francisco e Pinasar, poi la spedisce fuori dalla pista Braccali, la rimessa in gioco per il Forte dei Marmi. Ancora Torner, gli fa strada Francisco e Pinasar, ostacolato da Marco Pagnini. Ancora Torner, ma lì la stecca di Montigel. Sembra questo un po' lo schema voluto da De Gerone, tiri da lunga distanza per scardinare la scatola difensiva del Follonica. Follonica però non ha nessuna fretta. Franchi dietro per Montigel, scambia ancora con Franchi, indietro a cercare Marco Pagnini, nell'angolo per Braccali, però perde la sfera, la recupera il Forte, avanza Patrizio Pinasar. Ancora Torner, tenta di mettere in mezzo, blocca tutto Montigel. Mentre Silva rimanda in pista Davide Banini. Ora Marco Pagnini, lui uno degli ex, se non l'unico mi sembra, di questa partita. Ha giocato diversi anni a Forte dei Marmi vincendo tanto, fu un passaggio quasi clamoroso nell'era degli immarcabili. Tanto se ne va Ale Franchi davanti, Agnata
che con la manona gli dice di no. Aveva provato Ale Franchi. Aveva fatto tutto bene Alessandro, però fra i pali segnata, e quindi a volte fare tutto bene non è sufficiente. Davide Banini, Marco Pagnini, Montigel. Passaggio sbagliato, può rientrare in pista nel forte Diego Quereques. Un po' di riposo per Eric Turner, che sta dando davvero tutto. Ricordiamo l'assenza di Federico Ambrosio nel Forte dei Marmi, che fa il paio con quella di Francesco Banini nel Follonica. Ancora Francisco Pinazar, Borgo, Patrizio sbaglia l'appoggio, parte Fede Pagnini, le finte in aria, il tiro, la spara fuori. Si era liberato bene Maurizio. Ha liberato molto bene, peccato che la mira non è stata delle migliori. Altra occasione per il Follonica, è sempre su una ripartenza, una pallina intercettata a metà pista da Marco, occasione per Federico. Sì, gran botta, ma lì Niata fa buona guardia. Ancora Francisco Pinazar, cercare il fratello Patrizio Quereques, la lascia a rimorchio per l'arrivo proprio di Francisco, che tenta di entrare in area nel traffico, la palla allontanata. Marco Pagnini un paio di volte, arriva con la stecca rihignata, la palla però non ha sbattuto nel soffitto del capannino, e allora si può continuare a giocare. Davide Banini, 8 minuti, poco più alla fine, Follonica avanti 3 gol. Fede Pagnini, Marco, palla in aria, prova Montigel, Gnata gli dice di no. Ancora Fede Pagnini, 7,5 alla fine. Montigel, Marco, De Geroni chiama il suo time out per vedere di invertire la piega. Marco Pagnini, chiuso da Patrizio Pinazar, pallina che passa al forte, ma arriva dunque il time out. Maurizio, che fare con 7 minuti a giocare e 3 gol da recuperare? Beh, il vantaggio è importante, su questo non c'è dubbio, però sa, questo è uno sport che ci ha regalato cose incredibili in pochi secondi, quindi figuriamoci in 7 minuti cosa può succedere. Però insomma Follonica mi sembra messo bene in pista, il forte ci sta provando, ma insomma la squadra di Sergio Silva difende bene, Barozzi è in serata davvero ottima, e quindi è complicato, ecco, diciamo così, per la formazione di De Gerone. De Gerone ha fatto un time out velocissimo, Sergio Silva invece è lì che litiga con la sua squadra, litiga letteralmente, insomma. Nervoso, ha una faccia aggressiva in questa parte. Sì, è dall'inizio, l'abbiamo visto già dopo i primi minuti, insomma, urlacci verso i suoi giocatori, è una partita importante, molto importante per lui. Punizione dunque è per la squadra in maglia bianca, il rosso-blu di Forte dei Marmi, la Cannuccia Motor Club Versilia Ochiforte. Fallo commesso da Nando Montigel, anzi no, è difficile interpretare perché ha fischiato il fallo ma non si capiva, allontanato il giocatore del Forte dei Marmi Montigel, e anche in questo caso è arrivato a un fischio.
Montigel la spedisce in avanti, in seconda battuta la recupera Davide Banini, poi Thiel, ancora Montigel, Montigel la butta nell'angolo, era pressato da due avversari, anche Davide Banini va a chiudere, davanti per Turner, il passaggio millimetrico per Kerekes, la paratissima di Barozzi. È una bella azione, palla dentro e tocco sotto misura, ma Barozzi è ancora lì, prontissimo. Ancora Montigel, Thiel, 6 minuti di speranza per il Forte dei Marmi. Thiel in aria, prova l'alza e schiaccia, ma credo rigore, il tocco da dietro forse di Turner. E allora si va sul dischetto. Fede Pagnini si ripresenta davanti a Riccardo Ognata, che ha detto addio alla nazionale, ma io insomma gli ho chiesto di ripensarci, non conto nulla, ma Riccardo Ognata è un monumento nazionale. Va Fede Pagnini, para Ognata, ma bisogna ripetere. E il warning se lo becca anche Riccardo Ognata, che scuote la testa. Io gli do ragione, perché allora Fede Pagnini ancora al tiro, tutto pronto, va Pagnini, gol, palla sotto le gambe, 5-1 Follonica, 5-1. Eh sì, questa volta basso il tiro di Fede Pagnini, lo rivediamo, pallina bassa, niente da fare per Riccardo Ognata, e Follonica che si porta sul 5-1 a poco meno di 6 minuti, Enrico, dalla fine del match. E dunque Federico Pagnini fa tripletta in questa partita. Non sono pochi, E poi insomma contro chi? Esatto. Contro il Forte dei Marmi. Esatto. Forte però non molla. Non ho capito, ma il fallo è per il Follonica. Credo che ci sia però anche il time out. Infatti i giocatori si stavano guardando. Silva, sì. Sergio Silva. Cosa gli dirà adesso Sergio Silva? Insomma, forse anche di cominciare a giocare con il cronometro, no? Perché insomma 5 minuti e mezzo, 4 gol di vantaggio. Hai ragione anche te. Intanto rivediamo il tiro di Fede Pagnini che ha cambiato angolo. Tanto una partita interessante a Viareggio, che era andato sotto 3-2 col Trissino, adesso è avanti 4-3. Bella partita. Anche se c'è da giocare tanto a Viareggio. Qui è stata una partita molto più veloce. Tra l'altro a Viareggio, a Mondò, abbiamo avuto ospite Samuele Muglia. È nata una coppia importante, te ne sai qualcosa, la Mummu. L'Inter c'ha la Luna lì, com'è? No, una volta la Lula, ora la Lula, ora la Tula, no? la Tula, ora la Tula. E invece a Viareggio hanno la Mummu. La Mumu. Che fa il nome di Samuele Muglia e
Federico Mura. L'arbitro Iorio è andato a dire qualcosa a Max Thiel e poi arriva il warning. Ci vuole i cartellini gialli. Ci vuole il cartellino giallo. Che poi discute anche con Marco Pagnini e ora mi sa che se lo becca anche lui un warning. E la curva degli Ultras viene alzato 2 aste, come si dice? Sì, 2 aste. Il ricordo di Simone Pantani, lo striscione rimarrà lì a lungo, per sempre, credo. E poi viene cantata Maremma Mara. Quindi... sì. Tanto Borgo, Torner, Patrizio e Pinasar, scambia ancora con Borgo, c'è possibilità di andare al tiro, poi Thiel gli soffia la pallina. Follonica, Maurizio, lo dico con largo anticipo, ma sembra avere in mano la partita a questo punto. Sì, anche perché il Forte dei Marmi sembra un po' demoralizzato, ha spinto nella fase centrale del secondo tempo, ora sembra accusare anche un po' la stanchezza. Poi è chiaro, insomma, recuperare 4 gol in 4 minuti non è assolutamente semplice. Il Follonica ora comincia probabilmente a gestire un po' la pallina. Sì, per il Forte sarebbe la prima sconfitta in campionato. Per il Follonica la seconda vittoria dopo le sconfitte di Valdagno. E intanto il gol di Davide Banini, ha preso anche un colpo, ma credo che sul gol non ci sia nessun dubbio. Non so se l'arbitro Iorio ha fischiato palla alta. Gnata va a scusarsi con Davide Banini, lo rivediamo. Bah, non mi sembrerebbe palla alta, però qui intanto inquadrato il presidente Franco Ciullini, che è andato lì a vedere di calmierare la situazione. Da buona volta. Allora, annullato il gol. Io ti devo dire la verità, da qui sembrava un gol fatto. Sì, è vero. Quindi si rimane sul 5-1. E adesso viene fischiato un rigore per il Forte dei Marmi. Tira Torner, che va poi a parlottare con Ulterico Barbarisi. Torner ancora da 5,40 metri contro Leo Barozzi. Tutto pronto? Va Torner, Barozzi para e ci sarà addirittura ingaggio. Non ne va bene una al Forte stasera. Stasera non c'è trippa per gatti e veramente anche Torner 2 volte dal dischetto e 2 paratissime di Leo Barozzi. Parte Thiel, dietro per Davide Banini, che si è lamentato per il colpo subito. Tanto arriva il primo finale da Lodi, da Sandrigo. Lodi ha battuto il Sandrigo 4-2
e rimane in testa alla classifica. Formazione lombarda. Sempre però forte De Marmi, che prova la conclusione con Borgo. Barozzi è una saracinesca, poi il lancio in avanti un po' frettoloso, può recuperare Patricio Pinasar, anche lui però non ha un buon controllo. Allora Montigel, Fede Pagnini, ora formazione maremmana vuole gestire questi ultimi 150 secondi, prova a liberarsi Davide Banini, lo prende e poi scivola Patricio Pinasar. Follonica in avanti, in aria, paratissima di Ignata, poi il fallo di Davide Banini. Kerekes, Francisco e Pinasar, Torner, ma il Follonica è lì che difende, poi la botta di Torner, Barozzi gli dice di no. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti, avanza Thiel e gol, il gol di Max Thiel, questo sì che è buono, 6-1, è il suo primo gol in maglia azzurra, primo gol in campionato per Max Thiel. Sì, Thiel entra nel tabellino di questa vittoria sul Forte, bravo davanti a Ignata a trovare l'angolo alla sua sinistra, e Follonica che si porta sul 6-1. Ormai la partita può essere, possiamo dire, lì ormai è addirittura di arrivo, 6-1 a 1:45 dalla fine, più ormai che una certezza. Sì, Follonica sta vedendo lo striscione del traguardo, soddisfazione anche per Thiel. Ha aperto questo match Franchi, il raddoppio nel primo tempo di Fede Pagnini, poi nella ripresa praticamente dopo 6 secondi è arrivato un rigore e Fede Pagnini ha segnato il 3-0. Da quel momento il Follonica ha dominato 4-0 sulla punizione di prima di Davide Banini a Raffaello Ciupi, l'espulsione di Riccardo Ignata, poi il 4-1 di Borgo, il 5-1 ancora di Fede Pagnini sul rigore al secondo tentativo, fino al 6-1 firmato Max Thiel. Ma ai ultimi 50 secondi Follonica sale a 6 punti in classifica, deve poi recuperare un match importantissimo a metà dicembre contro il Trissino, partita appunto rinviata per gli impegni europei. Ma ormai insomma gara in cassaforte, un bel riscatto dopo 6 sconfitte consecutive tra campionato e turni di Coppa. Sì, un bel riscatto ci voleva per il Follonica, una vittoria che ovviamente dà punti ma dà anche morale, perché insomma 6 sconfitte non sono poche, quindi anche l'ultima di Grosseto ha fatto male all'ambiente e quindi stasera davvero una vittoria contro una squadra forte, contro i campioni d'Italia, davvero fa punti e morale. Allora l'ultimo tiro di Turner, Follonica vince 6-1 contro il Forte Marmi. Maurizio, se giocasse sempre contro il Forte, 3 partite quest'anno, 3 vittorie. Quest'anno sì, davvero 3 vittorie e un trofeo, nelle 3 vittorie compreso un trofeo. Devo dire la verità, io mi sono divertito, era un pezzo che insomma ci mancava di seguire dal vivo al Capannino, una partita praticamente un mese. Follonica si riscatta dopo la sconfitta nel derby a Grosseto. Credo che quest'anno insomma la stagione sarà un po' altalenante un po' per tutti, tra impegni, giocatori che devono trovare la forma, ancora si viene da un mondiale
dispendioso, in tanti lo hanno giocato, quindi insomma ci sarà da lavorare. Sì, soprattutto in questo inizio, in questa prima parte sicuramente sì, poi chiaramente con l'andare del tempo le squadre troveranno le misure, la forma e la condizione migliore, quindi poi si stabilizzeranno, le più forti comunque poi faranno insomma la differenza. Onore dunque al Forte dei Marmi, che ha giocato una partita importante senza il suo asso Federico Ambrosio. Nel Follonia però mancava un certo Francesco Panini, quindi diciamo le assenze si sono pareggiate. È chiaro però che il Follonia in questo momento ha una profondità di squadra migliore. Sì, assolutamente sì, sono d'accordo con quello che hai detto e credo che sulla vittoria insomma non ci sia niente da dire. Il Follonia ha meritato, lo ha fatto vedere fin dai primissimi minuti, una squadra vogliosa, determinata a portarsi a casa i 3 punti, e così è stato. Allora riepiloghiamo le partite. Il Follonia ha vinto 6-1 contro il Forte dei Marmi, il Lodi ha sbancato Sandrigo 4-2, il Valdagno avanti 6-1 a Sarzana, pareggio, ancora un pareggio tra Monza e Grosseto 4-4, mentre il CGC Viareggio è avanti 4-3 con il Trissimo. Ma insomma c'è ancora molto da giocare. Io ringrazio Leonida Romualdi per la regia, Andrea Burgio per le riprese, ma soprattutto il mio amico Maurizio Ceccarelli. Maurizio, mi sei mancato. Grazie. Non ci vediamo da un po'. Da un po', sì, è vero. Con questo allora è davvero tutto. Da Enrico Giovannelli un saluto e ringraziamento. Alle prossime partite di hockey su pista.